Affrontiamo un argomento spinoso, le colonizzazioni. Chi meglio del popolo sardo avrebbe voce in capitolo riguardo a questo argomento? Ce ne sono, sì, i nostri fratelli corsi, gli armeni, i curdi, tutto il popolo africano, quelli americani e tanti altri. Ma noi abbiamo una peculiarità. Siamo stati colonizzatori e colonizzati. Siamo stati colonizzatori culturali, ma questo non sempre è un male, se la colonizzazione è eseguita con discernimento. Abbiamo insegnato l'arte di esprimersi con una lingua a tutti i popoli europei, o almeno ne abbiamo variato certe allocuzioni. Abbiamo insegnato l'arte della metallurgia, abbiamo insegnato, ahimè, anche l'arte della guerra, ma non ci risulta che, pur avendone le capacità, abbiamo imposto colonizzazioni troppo invasive a nessun popolo. Ma siamo stati ricambiati in maniera indegna. I Romani, che prima era un popolo nato dalle vestigia degli Sciardana, hanno cercato di dominarci, ma solo parzialmente, sia in termini temporali che logistici. Allora avevamo un popolo, non era facile assoggettarci. E vennero i bizantini con le loro religiosità fasulle, religiosità intese come distrazione di massa, plagio, allo stesso modo del tentativo, stavolta riuscito, da parte degli iberici. Ma prima degli iberici, che sono venuti in possesso della Sardegna per manovre subdole del papato, esisteva in Sardegna la culla del diritto, della democrazia, del vivere sereni. Allora, pur con i dovuti e doverosi distingui, potevamo dire che i sardi vivevano nel luogo più appetibile in quei tempi difficili. Dalla Sardegna partiva la luce che ha squarciato le tenebre medioevali, o almeno ci ha provato. Gli spagnoli, con un miscuglio di croci e spade, hanno inciso profondamente sulla gente sarda. Dominio feudale che storicamente dovrebbe essere il peggiore. Non peggiore però della subdola dominazione piemontese, la peggiore in assoluto in termini reali. Erano così grezzi, ma così ignoranti e così poco intelligenti che mi sembra strano che il popolo sardo non sia mai riuscito a liberarsi da tanta grettitudine. Riuscirono persino a eliminare con la fusione perfetta l'unico strumento che i sardi, o almeno le classi più abbienti, avevano, fin da tempi immemori, per dimostrare la valenza della nostra sardità in termini politici. E poi venne la macroscopica truffa del Regno d'Italia, Costituzione che ancora grida allo scandalo. La successiva pseudo-Repubblica Italiana non è stata da meno in termini di incompetenza su temi di colonizzazioni. Una repubblica che eleggeva governanti i peggiori, i più malvagi, sempre i peggiori, sempre i più malvagi. Ma la colonizzazione italiana, essendo strumentale solo per impoverirci, per espropriare le nostre risorse materiali, non ha inciso più di tanto sotto il profilo culturale. Convincere un pastore o un contadino ad abbandonare la terra e diventare operaio non è stata un'imposizione culturale, ma economica. La vera, straordinaria, efficace, doppia, invasiva colonizzazione la stiamo subendo ai giorni nostri. Una colonizzazione subdola che utilizza, oltre che mezzi di comunicazione massiva, anche vibrazioni spurie, messaggi subliminali, velature e grafi nel nostro cielo, accompagnata da ionizzazioni e messaggi elettrici e satellitari. Una colonizzazione completa, massiva, che porta a dire a molti sardi addirittura di ritenersi italiani, di essere figli non della terra di Sardegna, ma della tecnologia e del consumismo. Stiamo subendo una doppia colonizzazione, quella italica, meschina e relativamente pericolosa, e quella ben più massiccia delle fettenzie e dei loro paradigmi. Non vorremmo che i sardi abbiano percorso una strada di non ritorno
I condizionati mentali sono la maggioranza. Non resta che affidarci alla competenza e al visionarismo di quei pochi intellettuali che circolano ancora, per fortuna, fuori dalla scatola che sta ingabbiando tutti i sardi. Avranno la forza, l'intelligenza e il carisma per condurre il gregge inscattolato del popolo sardo fuori dal recinto?